Un nuovo modo per comunicare tempestivamente con i cittadini in caso di necessità. Questo è Alert System, uno strumento di cui si è dotato il Comune di Vittorio Veneto che sarà impiegato al servizio della protezione civile. In caso di allerta meteo, emergenza maltempo, calamità o di altre situazioni pericolose, i telefoni della città squilleranno all'unisono e i cittadini potranno sentire le comunicazioni del municipio, direttamente dalla viva voce del sindaco o del personale preposto. Nella centrale operativa sono già stati caricati i numeri fissi di tutti i residenti a Vittorio Veneto, che in questi giorni riceveranno una telefonata di prova che illustrerà il servizio. I telefoni cellulari, invece, dovranno essere inseriti manualmente dai cittadini, compilando un modulo elettronico sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto o recandosi personalmente all'ufficio anagrafe. Inoltre, sarà possibile scaricare un'applicazione per smartphone con tante informazioni utili. L'applicazione è disponibile sugli store oppure chiamando il numero 800 18 00 28. Questo sistema chiamerà al telefono tutti i fissi e tutti i cellulari che si iscriveranno al form. È nata dall'idea di essere vicinissimi, il più immediatamente possibili a contatto con i nostri cittadini qualora dovesse verificarsi qualche problema di emergenza e quindi di problemi legati alla protezione civile. Scatterà un numero una chiamata automatica ai telefoni, tutti i fissi e appunto ai cellulari che si iscriveranno e saranno avvisati della zona o del pericolo incombente. Ecco, quindi possiamo dire anche come avverrà. I cittadini sentiranno proprio dalla vostra viva voce, dalla viva voce delle istituzioni, un breve messaggio che li informerà di quello che sta succedendo. Esatto, sarà un messaggio che noi registreremo in amministrazione, in accordo con il sistema di protezione civile, sarà inviato immediatamente. Sono possibili fino a 7.200 chiamate al minuto, per cui in tempo reale di fatto tutti i nostri cittadini potranno essere avvisati. Alert System è il sistema di comunicazione che permette al sindaco, in caso di emergenza, di avvisare la popolazione, quindi cercare di salvare la vita a più cittadini possibile, e in caso e nei momenti di pace di veicolare comunicazioni di pubblica utilità come chiusura scuole, cambi di viabilità e tutte quelle comunicazioni di ordinanza quotidiana che i cittadini hanno necessità di avere da parte del Comune. Come funziona? Allora, semplicemente, anzi, sollecitiamo i cittadini a iscriversi sul sito del Comune al form di protezione civile dell'Alert System per andarsi a iscrivere col proprio numero di cellulare o altri numeri di rete fissa, perché a oggi in banca dati ci sono 4.000 numeri di cittadini di Vittorio Veneto che sono già sul sistema. Quindi chiediamo a tutti quanti: andate, iscrivetevi oppure scaricate l'applicazione gratuita dagli store Alert System e poi andate a cercare, geolocalizzandovi, la città di Vittorio Veneto. Il Comune di Vittorio Veneto è il primo della provincia a dotarsi di questo sistema, perché? Perché abbiamo avuto nel 2015 3 aperture del COC, cioè del sistema di allertamento della protezione civile, ne abbiamo avute 5 nel 2016 e ben 11 ad oggi nel 2017, per cui riteniamo che, siccome le calamità purtroppo non sono prevedibili ma pare purtroppo non siano in calo, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso essere ancora più vicini ai nostri cittadini con questo sistema di allertamento. L'invito dunque è quello di iscriversi. È quello di iscriversi il più possibile, di farsi promotori anche presso altre persone per fare in modo che tutti i cittadini siano iscritti.